Quel giorno là era una bellissima giornata e eravamo tutti quanti al ristorante. Io avevo un ristorante sulla Madison Avenue, 28ª strada, chiamato Med 28. Ci trovavamo sempre tutte le mattine alle 8, 8 e mezza per preparare tutto quanto, dalla cucina alla sala. Eravamo una trentina e è successo che mentre lavoravamo qualcuno è venuto a dirmi che c'era un attacco di un aereo. Non sapevano che era un attacco, che un aereo era precipitato su una delle torri. Al momento pensavamo che fosse un piccolo aeroplanino e fosse successo niente di grave. Quando abbiamo acceso i televisori abbiamo visto che in effetti era un attacco terroristico. L'abbiamo capito subito. Dopo qualche minuto, come si sa, è arrivato il secondo aereo che ha colpito la seconda torre. L'abbiamo vissuto in prima linea perché avevo nella mia squadra un brasiliano e un equatoriano che avevano il fratello e il cugino che lavoravano nel ristorante Windows on the World, che è all'ultimo piano della seconda torre. Quando la seconda torre è stata colpita per prima, poi la prima torre è stata colpita per seconda, eravamo tutti quanti senza parole. C'era una confusione generale. Fuori sulla Madison Avenue c'era il panico totale. Si sentivano solo sirene, ambulanze, pompieri, polizia. Sembrava veramente di essere in guerra. Quando è crollata la prima torre, sono senza parole certe volte, abbiamo preso la decisione di logicamente chiudere tutto quanto e andarsene. Nel frattempo avevo i due camerieri miei che erano al telefono con i rispettivi fratello e cugino che erano al lavoro al ristorante Windows on the World e pregavano. Erano tanti che pregavano e sfortunatamente quando è crollata la seconda torre c'è stato il silenzio totale nel ristorante perché sapevamo della perdita di due dei nostri ragazzi. Quindi è stata mostruosa la situazione. Fatto baracca e chiuso tutto quanto, ci siamo messi per strada. In quel periodo io vivevo ad Astoria, quindi dalla Madison ad Astoria sono quasi 6-7 chilometri. Eravamo tutti quanti a piedi e c'era un silenzio generale e c'erano centinaia di migliaia di persone che evacuavano. E nonostante tutta questa gente c'era un grande silenzio. Si sentivano solo le sirene dei soccorsi. Tutti quanti i negozietti, i famosi deli di New York, davano bottiglie di acqua a tutti quanti, davano bibite per aiutare e si vedeva tutta questa gente piena di polvere che camminava. Quello che mi ha impressionato più di tutti era un signore, sarà stato 1,90 m, vestito in giacca e cravatta, classico di Wall Street, che camminava con la sua valigetta 24 ore aperta, senza carte nella valigetta, completamente aperta e completamente perso. Si vedevano solo due occhi bianchi, sembrava una statua grigia che camminava controsenso delle macchine, quindi completamente perso. Quella è una delle cose che mi ha impressionato di più, perché è il riassunto di quello che era successo. Nel frattempo la città si riempiva di polvere. Quando siamo arrivati sul Queensboro Bridge, per attraversare e arrivare ad Astoria, si sentivano solo i caccia americani che sorvolavano la città. E a un certo momento c'è stato un panico perché qualcuno, non si sa, ha iniziato a urlare che c'era un altro aereo che avrebbe colpito dei ponti. Quindi c'era la gente che iniziava a correre, a camminare, a saltare sopra altra gente. È stato un attimo di panico che ha durato per quasi 5-10 minuti.
Per fortuna ce la siamo cavata, c'era gente addirittura che camminava aggrappata all'esterno del ponte. Quando siamo arrivati ad Astoria, io avevo un appartamento con una terrazza che dava su Manhattan e da lì la scena era ancora più atroce. Si vedeva il profilo di Manhattan e verso la parte sud una grande fumata e non si vedevano più le torri. Sono stati giorni completamente allucinanti, questa è la parola.